Il Coni Point di Rovigo riparte con rinnovato spirito di servizio nella promozione dello sport polesano, con l'insediamento di fine anno di Lucio Taschin, nuovo delegato, che ha preso il comando della sede provinciale del Coni Point, subentrando a Marco Bonvento. Nuova dirigenza che parte con idee molto chiare e soprattutto con un nutrito programma, con lo scopo di stupire grazie anche all'avvicendamento dei fiduciari comunali. Una squadra con 4 volti nuovi che si aggiungono 2 conferme. Il tutto è stato ufficializzato di recente alla presenza del presidente regionale del Coni Veneto, Gianfranco Bardelle, che è intervenuto a Rovigo all'insediamento di vertici rodigini nella promozione dello sport a livello territoriale. Questa è la prima riunione che facciamo nel 2016 per i Coni Point di Rovigo. Abbiamo tutte le federazioni riunite e presentiamo il programma del 2016 che si presenta tosto, insomma, insieme con il comitato regionale, il presidente Bardelle, abbiamo strutturato un mix tra cultura, scuola, formazione, eventi e proprio tra breve partiremo con un programma riguardante la scuola grazie alla fondazione della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo con il progetto Gioco Sport, ma a marzo ci sarà una grande festa rivolta proprio al mondo dei giovani, la chiameremo una festa Young, per arrivare poi forse al più grande evento del Coni Point di Rovigo, dal 28 di maggio fino al 5 di giugno, con una settimana dedicata al mondo della scuola e poi al mondo dello sport e poi al mondo, insomma, dei dirigenti, protagonisti di un grande convegno il 3 di giugno. E poi avremo altre iniziative sul sani sapori, in pratica il mangiare in modo corretto per un'alimentazione che possa servire anche allo sportivo, ma soprattutto ai ragazzi che crescano in salute. Coni Point di Rovigo che parte con una grande azione di rilancio, soprattutto alla luce delle modifiche dei ruoli avvenute all'interno del CONI, dove il nuovo delegato ha assunto una nuova veste che si avvale dei fiduciari, 2 riconfermati, ovvero Corina Perazzolo, responsabile dei comuni di Porto Tolle, Loreo, Rosolina, Portoviro, e Michele Veronese, portavoce dei comuni di Ariano, Corbola, Taglio di Po, Adria, Gavello, Villanova di Marchesana, Papozza e Crespino. 4 sono invece i fiduciari nuovi: Raffaele Franco nei comuni di Costa, Lusia, Pontecchio, Villanova del Ghebbo, Ceregnano, Petorazza, San Martino di Venezia, Villa Marzana, San Bellino, Arco Apolesine, Bosaro, Villadose, Frattapolesine e Frasinelle. Martin Gomandi, senegalese, chiamato per facilità Giuseppe, coprirà i comuni di Badia Polesine, Lendinara, Giacciano con Barucchelle, Canda, Castelguglielmo, Bagnolo di Po e Pincara. Paolo Gazzi, segretaria della scuola calcio Alto Polesine, seguirà i comuni di Melara, Bergantino, Castelmasso, Ceneselli, Trecenta, Calto, Ficarolo, Castelnuovo, Bariano, Salara e Gaiba. Infine Mario Tosati, che è anche giornalista per la testata del Resto del Carlino, ha come zona di competenza i comuni di Occhiobello, Stienta, Canaro, Fiesso, Bertiano, Polesella e Guardavelletta. Il CONI è sempre stata un'istituzione molto presente, molto importante. Noi stiamo mettendo idee, stiamo mettendo progetti, abbiamo anche ben 6 fiduciari nuovi, pieni di entusiasmo, che sul territorio di Rovigo penso si faranno valere. Un gioco di squadra come deve essere lo sport. Una nuova squadra, quanto mai competitiva, per un ruolo indispensabile sotto la guida del delegato Lucio Taschin, che sarà impegnato soprattutto nel consolidati progetti che sono il Gioca Sport, sportivamente, grazie anche al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Tra le novità ci sarà la festa Young Coni Rovigo, dedicata ai giovanissimi, e poi ancora la settimana dello sport a scuola. Un'altra novità sarà la settimana dedicata ai sani sapori, a settembre, che interesserà l'alimentazione. Per finire, con la consegna delle benemerenze sportive, concluderà l'annata del rilancio dello sport polesano per il 2016.